tutti, benvenuti ad una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Il progetto Kairos nelle scuole medie bassanesi. Un'altra gustosissima merenda insegnataci da Laura. Siamo tornati da Angelo e Chiara, gli amici degli animali. Il libro della settimana. Un bosco incantato a Rosà. Non cambiate canale! Ehi ragazzi, venerdì scorso siete stati vittime di scherzi e di pesci inaspettati? Beh, ovvio, era il 1° di aprile. Ma sapete da dove nasce questa usanza? Il pesce d'aprile indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi inaspettati da mettere in atto il 1° di aprile. Gli scherzi possono essere di varia natura e hanno sostanzialmente lo scopo di burlarsi delle vittime di tali scherzi. Le origini del pesce d'aprile non sono note, anche se sono state proposte diverse teorie. Una tra le più accreditate colloca la nascita della tradizione nella Francia del XVI secolo. In origine, in Europa, era usanza celebrare il Capodanno tra il 25 marzo e il 1° aprile, occasione in cui venivano scambiati pacchi dono. La riforma di Papa Gregorio XIII spostò la festività indietro al 1° gennaio. Motivo per cui sembra sia nata la tradizione di consegnare i pacchi dono vuoti il 1° di aprile, volendo scherzosamente simboleggiare la festività, ormai obsoleta. Il nome che venne dato alla strana usanza fu Poisson d'avril, per l'appunto pesce d'aprile. Siamo tornati a far visita alla nostra amica Laura Faggian. Ciao Laura, che cosa prepariamo oggi? Ciao, oggi ci dedichiamo ad una merenda salata. Invece delle solite cose dolci prepareremo delle sorte di girelle con la mozzarella, il pomodoro e l'origano, delle mini pizzette. Che ingredienti ci serviranno? 250 g di farina tipo 2, 130 ml di acqua, 30 ml di olio extravergine di oliva. Una bustina di lievito istantaneo, un cucchiaino raso di sale, 100 g di passata di pomodoro, 100 g di mozzarella. Iniziamo con il procedimento. Prima uniamo gli ingredienti liquidi, quindi mettiamo l'acqua, aggiungiamo l'olio, mescoliamo. Intanto possiamo aggiungere anche il lievito istantaneo, a cui abbiamo unito 2 cucchiaini di zucchero integrale di canna per far sì che si riattivi velocemente. Ed ora poco a poco possiamo cominciare ad unire la farina semi-integrale. Uniamo anche un cucchiaino raso di sale per dare gusto all'impasto. E mescoliamo bene fino ad ottenere un composto uniforme e ben amalgamato. Quando l'impasto sarà ben formato possiamo cominciare a lavorarlo per qualche minuto sulla spianatoia ben infarinata. Adesso con il mattarello possiamo tirare la sfoglia sottile di qualche millimetro con una forma pressoché rettangolare. Adesso spalmiamo la sfoglia con la passata di pomodoro che abbiamo insaporito con del sale, con dell'origano di Sicilia e con un po' di olio extravergine di oliva. Adesso cospargiamo la sfoglia, oltre che di pomodoro, con i 100 g di mozzarella tagliata a cubetti. Ora
dal lato lungo della sfoglia cerchiamo di creare una sorta di salame, quindi arrotoliamo delicatamente senza stringere troppo. E a questo punto, con l'aiuto del coltello, creiamo delle rondelle che andremo a depositare sulla nostra carta da forno. Dopo aver fatto le girelle, aspettiamo mezz'ora, 3/4 d'ora, in modo che prendano un po' di forma e lievitino un pochino prima di metterle in forno a 180 gradi per 20 minuti. Abbiamo sfornato e lasciato intepidire la nostra merenda. Adesso possiamo gustarla. Buona merenda a tutti. E per oggi abbiamo finito. Grazie Laura. Buon appetito a tutti. Ciao! Lo sapete che a Rosà c'è un bosco incantato? Da bambino sono andato a lavorare da una signora, una contessa. Praticamente aveva un giardino che era uno spettacolo e ogni mattina andavo fuori e guardavo questo giardino. È arrivato il momento, pensavo sempre, quando arriverà il momento a poter farmene uno anch'io, è arrivato il momento e quando è arrivato il momento l'ho fatto. E sono contento di averlo fatto. E lo lascio libero per tutti in modo che imparano per farne un altro. Vedete queste piante come sono enormi e alte? Tanti dicono, ma come mai sono grosse così, vigorose e alte così? Sono pochi anni, perché hanno 23 anni e hanno una circonferenza di 1,5 metri, certe piante. Io, quando l'ho messo a dimora, cosa è successo? Il mese di maggio le do acqua, il mese di aprile lo stesso, per il motivo, quando la pianta non ha le radici profonde, il mese di maggio o di aprile succede che i 15 giorni di siccità lei si ferma. E quell'anno lì, invece fa 30 cm o 40, ne fa 10. E ogni anno succede questa cosa. È per questo che le piante devono avere l'acqua che è sorgente di vita. Ho la passione per le robe vecchie. Cosa è successo? Che avevo un po' di attrezzi antichi, li ho abbinati e ho creato una macchina, 22 lavori fa, e mi diverto a vedere andare. Siamo andati alla scuola Vittorelli di via Generale Basso a intervistare dei tennisti speciali.
Mi presento, sono Pressendo Pierluigi, abito a Este in provincia di Padova e gioco a tennis da 6-7 anni circa. Prima ho fatto un'attività agonistica di nuoto, ho partecipato a diversi campionati italiani vincendo parecchi titoli e in questi ultimi anni mi sono dedicato a questo bellissimo sport che è il tennis carrozzina. Ho scelto questo sport perché mi dà la possibilità di giocare anche con amici che sono in piedi, che quindi posso così divertirmi anche con i miei amici, che mentre magari per altri sport non posso praticare con persone in piedi, mentre questo sport dà la possibilità di giocare e di partecipare anche con amici, appunto. Ci alleniamo 2 o 3 volte alla settimana, dopo dipende un po' dalla stagione e adesso qua in aprile inizia un po' l'attività agonistica con vari tornei sia nazionali che internazionali e quindi dà la possibilità di un po' di girare anche per l'Italia e anche all'estero partecipando a questi tornei che sono delle bellissime esperienze che danno la possibilità a noi ragazzi di conoscere altre persone, altre situazioni, quindi di allargare i nostri orizzonti anche così viaggiando e divertendoci. Il tennis è uguale al tennis normale, abbiamo solo la regola del doppio rimbalzo, quindi possiamo colpire la palla che ha anche il secondo rimbalzo, quindi ecco è l'unica differenza che c'è col tennis normodotati. Diciamo che lo sport in particolare aiuta molto specialmente alle persone disabili per uscire di casa e darci un po' la spinta e la voglia di competere e anche di socializzare, anche di conoscere altre attività e altri modi di fare. Ci dà la possibilità appunto di conoscere altre persone, quindi di confrontarci, di scambiarci le esperienze e quindi anche di poter crescere nell'autonomia e anche nella fiducia in più della persona disabile che con difficoltà e con la forza di volontà riesce anche a superare questi ostacoli, queste barriere che ci sono purtroppo nella società civile e nelle barriere anche architettoniche che ci sono nelle nostre città. Ci presentiamo, sono Luca. Sono Diletta. Sono Marco. Titolo: Orso acchiappa farfalle. Autore: Susanna Isern. Casa editrice: Logos. La storia è semplice, ma non banale, ricca di immagini poetiche e di significati. Orso, il protagonista, è solito trovare nel bosco oggetti strani che poi si porta dietro nella sua barchetta a porta cianfrusaglie. Un giorno trova e raccoglie un retino che acchiappa farfalle e con questo inizia a salvare la vita a tutte le farfalle che cadono nell'acqua. La storia si conclude con un salvataggio speciale e originale. L'orso acchiappa farfalle è un bellissimo albo illustrato che racconta una storia intensa e unica nel suo genere. È una storia che ha il potere di tenere con il fiato sospeso, di meravigliare, di regalare uno splendido insegnamento. La storia infatti parla della bontà, dell'altruismo del protagonista, dell'amicizia tra Orso e Bianca, la grandissima farfalla che finirà per salvare l'orso dalle acque del lago e dalla solitudine. Le illustrazioni sono molto belle, curate e ricche di particolari che completano la narrazione. È un albo illustrato che consigliamo ai bambini dai 5 anni in su. Il nostro inviato è tornato da Angelo e Chiara che ci presenteranno un curioso animale.
Chiara. Ciao. Di che animale parliamo oggi? Questo è un cane della prateria, è un roditore, non è un cane, è un animale che arriva dalle praterie americane. E curioso sapere che cane della prateria è denominato così perché in caso di pericolo fa un verso che è simile all'attratto del cane. Di cosa si nutre e di quali cure ha bisogno? È prevalentemente vegetariano, deve mangiare molta fibra e adora le erbe di campo, ma può mangiare anche verdura, poca frutta e molto fieno, proprio perché necessita di molta fibra e deve avere sempre acqua a disposizione. E come cure è un animale abbastanza particolare, infatti consiglio a chi volesse acquistarne uno di informarsi molto bene prima sulle abitudini di vita e sull'alimentazione, perché è un animale che necessita di molte cure. Ecco, quindi sempre meglio prima capire, farsi un po' una cultura, chiedere al negoziante molte informazioni o anche a chi ce li ha già, perché sono animali che molto spesso vanno incontro ai pericoli e non hanno il senso dell'altezza, quindi se avete un terrazzo non si possono tenere in terrazzo, non si possono tenere in giardino perché scavano buche molto profonde, oppure bisogna prendere delle accortezze come mettere delle reti sottoterra così. Quindi voglio dire, è un animale che ha bisogno di cure molto particolari e per gli appassionati consiglio sempre di informarsi molto bene prima di acquistarlo. È un animale che vive in colonie, deve vivere almeno in coppia, non può vivere da solo perché rischia la depressione e sicuramente non ha una vita facile. E quindi o in colonie o in coppia e ha una vita abbastanza corta perché vive dagli 8 ai 10 anni in cattività. Da notare che in natura vive ancora meno perché non supera quasi mai i 5 anni. E un'altra caratteristica del cane della prateria è che purtroppo nelle zone d'origine, quindi in America, è quasi in via di estinzione. Purtroppo non è ben visto dalla popolazione perché scavando delle buche sul terreno chi arriva poi col cavallo rischia di rompere la zampa del cavallo, quindi molto spesso viene anche cacciato, cioè viene ucciso, e quindi da colonie grandissime che c'erano una volta adesso ce ne sono poche centinaia di migliaia, ma una volta ce n'erano milioni e milioni, quindi è considerato quasi in via di estinzione. Grazie per la tua disponibilità, Chiara, e alla prossima. Grazie a te. Oggi, fino alle 18, c'è la città dei ragazzi in centro a Bassano. Vi aspettiamo numerosi. Per oggi è tutto. Se avete idee, curiosità o argomenti da approfondire, scriveteci all'indirizzo email o al numero che vedete. Ci vediamo domenica prossima alle 14:30 su Rete Veneta. Ciao!